È potuta rientrare nella propria abitazione una delle famiglie che erano state evacuate dalla palazzina di Via Roma a Villafranca Padovana, dove mercoledì sera il 76enne Johan Toma ha fatto esplodere una bombola di gas da 25 kg. Nell'incendio provocato dallo scoppio l'anziano ha perso la vita, leggermente feriti la figlia dell'uomo e il nipote 21enne che ha cercato in tutti i modi di fermare e salvare il nonno che con l'accendino ha provocato l'innesco. Madre e figlio hanno poi messo in salvo i vicini facendoli uscire dagli appartamenti. 3 le famiglie evacuate. Una di loro però, composta da genitori e 2 minori, ha potuto fare rientro nella propria abitazione dopo il via libera da parte dei vigili del fuoco. Il comune di Villafranca Padovana in queste ore ha sistemato poi l'altra famiglia di sfollati in un B&B, mentre per i parenti del 76enne morto è stato trovato un appartamento in affitto. La casa dove è avvenuta l'esplosione è sotto sequestro. La procura inoltre non ha ancora dato il nulla osta alla restituzione della salma di Johan Toma e quindi i funerali al momento non sono stati fissati. Il nipote e la figlia dell'anziano non sanno darsi spiegazioni di cosa possa aver spinto l'uomo a compiere questo gesto.